Questo servizio è offerto da Fare, servizi integrati per l'impresa. Avevano promesso ai fan il concerto più duro della loro carriera e non è stato deluso chi il 6 agosto si è assiepato sotto al palco di Festival Este per sentire suonare dal vivo gli After Hours. La band di Manuel Agnelli ha riempito i giardini del castello di Este, diffondendo tra le storiche mura note potenti e distorte, che dal vivo rendono ancora meglio tutta l'energia e l'emotività del sound che l'ha resa famosa. Niente ballate, niente pezzi scontati, una scaletta potente e psichedelica, che taglia di traverso tutti i 15 anni di carriera della band milanese, tralasciando anche i pezzi più famosi, in favore di brani che avessero una certa coerenza sonora e che rendessero al meglio la potenza live del gruppo. Era l'ultima occasione per vedere dal vivo il gruppo più rappresentativo dell'indie italiano, prima del loro ritiro statunitense e la produzione del nuovo album in studio, e le aspettative non sono certo state disattese.